mostra, per chi non è avvezzo, si chiama Giulietta Romeo Relife, è una follia che ci siamo inventati 4 anni fa e che porta la storia di Giulietta Romeo nei luoghi, nei giorni, nelle ore immaginate da William Shakespeare. Quindi da oggi fino a giovedì mattina alle ore 6 ci saranno una quindicina di scene, le scene principali che raccontano la storia di Giulietta Romeo. Lo facciamo con l'assessorato alle politiche giovanili perché quest'anno per la prima volta, dopo 3 anni in cui abbiamo prodotto lo spettacolo per dei professionisti, abbiamo affidato il ruolo ai coetanei di Giulietta Romeo. Quindi i ragazzi delle scuole superiori hanno fatto una selezione in aprile e da lì sono in prova con noi. Per qualcuno di loro è la prima volta in scena, la prima volta un contatto così forte per il pubblico. La prima scena parte qui, siamo in una piazza di Verona e la prima scena è quella che racconta del litigio fra Capuletti e Montecchi. Io chiedo cortesemente di portarli in questa posizione qui perché lavoreranno qui i ragazzi, poi succederà qualcosa ma lo vivremo in diretta. Grazie mille. Ricordo che successivamente in Piazza dei Signori e precisamente alla Loggia Vecchia, grazie alla Società di Belle Arti e alla Pizzeria Impero, ci saranno le altre 2 scene, ma intanto le prime cominciano qua. Vi consiglio di stare in piedi perché ci saranno degli spostamenti, però molto a vostro. Signori, comincia la 4ª edizione di Giulietta e Romeo Relife. Grazie. Questa data di pari novità Nella bella Verona, dove la nostra scena si apre. Antichi rancori giungono a nuove rivalità. mani protette, dai rombi fatali, questi 2 nemici, Cui amanti sfortunati prendono vita. Le cui disavventure, amore infelice, l'odio seppelliranno dei genitori, Dolorosa avventura di un amore mortale. l'odio continuo dei padri che nulla potrà cessare se non la morte dei figli. Ecco il cuore, recupera l'occhiato. Vi mordete il pollice per noi, signore. Mordiamo il pollice, signore. Vi mordete il pollice per noi, signore. Mordiamo il pollice. Volete litigare, signore? Litigare, signore? No. Ma se volete litigare, siamo pronti. fermi pazzi, fermi. Non sapete quello che fate. Montecchi, andate a casa. Via! Via! Benvolio, usi la tua arma contro questi pecoroni. Voltati, guarda in faccia la tua morte. Via la lama, Tebaldo. O usala anche tu per dividerli. Mettevo solo pace. Pace? Pace? Io odio questa parola, come odio l'inferno, i Montecchi e te! Cittadini! Ribelli! Nemici della pace! Che profanate le armi con il sangue dei vostri concittadini! Belve! E non uomini! Belve! Che vorreste spegnere il fuoco di questa rabbia maligna con il sangue e il rosso che schizza dalle vene. Pena la tortura, lasciate a terra quelle armi insanguinate. Io sono stanco ed esasperato. Capuleti, Montecchi, 3 risse
fra concittadini, nate per colpa vostra da un non nulla, per 3 volte hanno lacerato la quiete di questa città e costretto i vecchi di Verona con le loro vecchie mani a impugnare delle armi vecchie e li avete costretti a spartirvi la cancrena di questa vostra faida. Andate via. Via tutti, se sconvolgerete questa città ancora una volta, io vi giuro che pagherete con la vita il danno subito dalla pace. Via tutti, Capuleti. Voi andate ad avvertire il vostro vecchio che mi accompagni, e voi, Montecchi, obbligate il vostro vecchio a venire questo pomeriggio a Villafranca per sentire l'ordine e il giudizio costituito. Saprà là la mia volontà. E adesso separatevi. Separatevi! E via! 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 Tutti!